Ci sono partite che hanno un peso specifico superiore rispetto alle altre. Questa è una di quelle. Capurso e Cosenza, una di fronte all'altra, in un confronto che indirizzerà il loro finale di stagione. Buonasera dal Palapinto di Mola di Bari da Davide Menolascina e benvenuti alla 28ª giornata di Serie A Quinto. Squadre appena entrate di fronte alle nostre telecamere. È una partita che determinerà in un senso o nell'altro il futuro prossimo di queste due squadre. Una sfida salvezza che interessa anche tante altre formazioni in lotta per restare in Serie A, e dunque ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita di futsal qui a Mola di Bari. Andiamo a vedere le formazioni mentre avviene il sorteggio tra i capitani. Partiamo dal Capurso, padrone di casa, che si schiera con Micoli, Leggero, Pires, Garofalo, Icche, Dammacco, Peri, Primavera, Giannattasio, Pedrigno, Grandinetti e Lisco. Francesco Chiaffarato in panchina. Per Ossigero Cosenza invece con Parisi, Adornato, Toni Dandel, Marchio, Bavaresco, Marcelinio, Bavà, Rieta, Canal, Saponara, Fantesela e De Brasi, guidati da Daniel Ibanies. Gli arbitri sono Francesco Sgueglia della sezione di Finale Emilia, Giacomo Voltarel della sezione di Treviso, il cronometrista invece Antonio Daddato di Barletta. Ci sono delle assenze da una parte e dall'altra. A inizio collegamento avrete visto sbucare Nicolas Lamas con la divisa di rappresentanza. Lui la grande assenza nel Capurso quest'oggi, squalificato dopo l'ammonizione ricevuta ad Avellino nel match contro la Sandro Abate di martedì scorso, e quindi assente per questa sfida delicatissima. Dall'altra parte nella Piro Sigeno Cosenza non c'è Rodrigo Trentin, e da quello che ci è stato detto nel prepartita Vavà non dovrebbe essere nelle condizioni per prendere parte alla gara. Lo vedete adesso anche nella foto di gruppo della Pirossigeno, lo capiremo poi durante il corso dei 40 minuti. Capurso che rinuncia dunque ai 23 gol di Lamas, secondo in classifica marcatori dietro Gonzalo Pires. È una partita chiave per tutti gli scenari salvezza. Cosenza non può permettersi di perdere, considerando il terzultimo posto, a -6 proprio dal Capurso, che occupa l'ultimo slot che manderebbe ai play-out. È chiaro che una vittoria del Capurso porterebbe ad un margine impossibile da colmare nelle ultime due giornate i calabresi. Riposa la Fortitudo Pomezia a quota 29, poi man mano ci addentreremo negli scenari di questa giornata. Un'altra partita ovviamente da tenere in grande considerazione è quella di domani tra Active e Savia Testa Mantova, ma andiamo per gradi. Nel frattempo fischietto in bocca per Sgueglia, che dà il via ufficialmente alla partita. Canal cerca subito il pallone in profondità, Pedrigno prova ad allontanare, Marchio pressa, Grandinetti tocca. L'ultima, la prima rimessa laterale è del Cosenza. Parisi tra i pali, Canal, Marchio, Arrieta e Marcelino, i 5 scelti dai Bagnes. Micoli, Perri, Pires, Grandinetti e Pedrigno invece le scelte di Chiaffarato per l'inizio di questa sfida. Rimessa laterale per il Capurso, Cosenza che attende sulla linea di metà campo. Si gioca 3 giorni dopo il turno infrasettimanale del 21 aprile. Cosenza che ha battuto 4-1 il Sala Consilina nello Sky Match, dandosi dunque la possibilità di arrivare a questa partita ancora con delle chance di permanenza. Il Capurso invece ha perso 5-3 con la Sandro Abate, terza sconfitta di fila per la formazione di Francesco Chiaffarato. Grandinetti va da Perri, non si intende con Grandinetti, palla recuperata dal Cosenza. Canal, Arrieta lancia però sul petto di Perri, che appoggia sulla sinistra Pedrigno, vince il rimpallo, calcia Pedrigno, la manda sul fondo. Prima chance del Capurso dopo meno di un minuto. Calciato col piede meno buono Pedrigno, ex di turno insieme a Grandinetti di questa partita. Rinvio per Parisi. 28ª giornata che si è aperta con la sfida delle 18 tra CDM e Roma 1927, vinta dai giallorossi
con il punteggio di 3-6. Intanto Pedrinho prova a passare di forza, è l'ultimo a toccare dopo il pallone pizzicato da Canal. Arriva anche un richiamo, credo proprio per mister Chiaffarato, anzi per la panchina del Capurso, non specifico, con il preparatore atletico Artur Limone, un richiamo per lui. Mentre Cosenza aveva rimesso il pallone in gioco, ovviamente c'era da attendere però il via libera arbitrale. Detto dell'anticipo, altre 2 gare alle 20:30, si tratta di Sala Consilina Feldi e L84 Torino Meta Catania, Sky Match di questa 28esima giornata che vale il primo posto in campionato. Marchio intanto verso Canal, siamo entrati nel secondo minuto. Canal prova a cercare Arrieta, toccata Grandinetti, sì. Arrieta non è riuscito a calciare in porta, toccato con la schiena Guido Grandinetti e quindi c'è calcio d'angolo per la Pirossigeno. Palla ancora a cercare Arrieta, ci mette la testa Juan Perry. Arrieta chiede la sostituzione del pallone e quindi ne arriva un altro che era rimasto sotto la tribuna dal lato dove siamo posizionati anche noi con la postazione commento. Si riparte Arrieta, va da Canal, Arrieta, palla in avanti, testa di Perry, ci prova Canal al volo, palla che rimane a disposizione di Grandinetti che cerca di mandare sulla corsa di Pedrinho il pallone, palla leggermente troppo lunga, scivolata di Arrieta che disturba regolarmente l'avversario e possesso come vedete per il Cosenza, quest'oggi in completo verde per questioni cromatiche. Entrambe le squadre hanno abbandonato la divisa classica. Marchio dalla distanza intanto, gran botta, non riesce a inquadrare lo specchio. Ci sarà rinvio per Giuseppe Micoli. 8 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte in 25 giornate per il Capurso nel suo primo campionato di A. 2 vittorie in meno e 2 sconfitte in più di conseguenza per il Cosenza in questo campionato. Grandinetti prova ad attaccare sulla sinistra, c'è un tocco di Marchio e quindi calcio d'angolo Capurso. Pedrinho va a sistemare il pallone, intanto siamo entrati nel terzo del primo tempo. Perry chiama il pallone, Pedrinho va proprio da Perry che deve calciare col sinistro, gran botta anche la sua, fuori non di molto. Riparte ancora la Pirossigeno con Canal, Marchio per Marcelinho, Canal sposta la palla, si libera per il mancino Arrieta, colpisce ancora Perry, guadagna rimessa laterale in prossimità del corner. Tanto sulla panchina del Cosenza tutti effettuare le operazioni di riscaldamento tranne De Brasi, secondo portiere, e Vavà che come vi dicevo non è nelle condizioni. Attenzione intanto al pallone messo dentro, Grandinetti anticipa Marcelinho, può andare in contropiede Pedrinho, limite dell'area, scivolata super di Marchio sul pallone, si è preso un rischio ma ha fatto un grande intervento, arriva Pedrinho alle sue spalle, travolge un po' tutti, alla fine arriva il fischio arbitrale. Azione che si è sviluppata da una parte all'altra, è rimasto anche contuso ce l'abbiamo, la possibilità di rivederla questa azione. Pedrinho che attacca, Marchio presosi il pallone, forse anche Pedrinho, per gli arbitri è stato un intervento pulito, mentre poi è arrivato il fallo di Pedrinho dall'altra parte, prima infrazione del Capurso. Lunga rincorsa per Arrieta che cerca il piattone verso Canal che era appostato sul secondo palo. Pedrinho ha prolungato però il pallone in calcio d'angolo. Micoli intanto ha qualcosa da dire a Voltarel per il fatto che è stata data l'autorizzazione a ricominciare con il calcio di punizione prima che lui avesse finito di sistemare la barriera.
Canal tocca per Marcelino e Tony Dandel da 2 passi incredibilmente la mette fuori. Chance incredibile per il Cosenza, ce la ripropone puntualmente la regia. A botta sicura alle spalle di Perry, Tony Dandel non è riuscito a inquadrare la porta. E riparte dunque il Capurso sempre 0-0, già però tanto da raccontare di questa partita. Pires, il capocannoniere del campionato. Perry cerca Grandinetti, che già nella partita contro la Roma ha giocato da pivot, sfruttando la sua fisicità. In quel caso aveva un avversario di altissimo livello come Lucio Avellino. Riparte il Cosenza, palla scaricata verso Marcelino sulla destra, prova a saltare Perry che è bravo però a tenere. Pedrinho si sovrappone, Perry lo va a cercare, Pedrinho con il piatto l'alza troppo. Seconda chance Capurso, importante. Gran lavoro di Perry sia nel rubare palla sia nel dare il pallone a Pedrinho, che ha alzato troppo la parabola. E si riparte con Mauro Canal. Arrieta, si preparano intanto i primi cambi, palla ancora per Marcelino, fermato nuovamente da un ottimo Perry in questo avvio. Ancora Perry, prova a sfondare, chiuso da Arrieta, allora Marcelino accompagnato di Dandel sulla sinistra. Marcelino, una finta, Pires lo ferma, Canal va da Tony Dandel che calcia in porta, Micoli riesce a prenderla e poi si autolancia, in qualche modo prova ad avanzare, ancora Micoli, Micoli salta l'avversario, Micoli la mette dentro, Canal invece calcia verso la porta dall'altra parte senza dare potenza. Fatto la solita azione elettrica quando avanza palla al piede, ce l'aveva sul sinistro, non si è fidato del tiro in porta. E intanto primi cambi, Leggero per Perry e Dammacco per Pedrinho per quanto riguarda il Capurso. Saponare invece nella pirossigeno al posto di marchio con Arrieta che in questo momento va a ricoprire il ruolo di centrale. Pires in possesso, Leggero, Pires cerca di imbucare per Dammacco che però non riesce a ricevere, dentro anche André Fantesele al posto di Mauro Canal e Alessio Adornato per Arrieta. Ovviamente c'è bisogno di tutti gli uomini a disposizione, considerando anche che siamo all'interno, siamo esattamente a metà del Tour de Force finale di questo campionato, ultime 5 giornate praticamente che si sviluppano in 15 giorni, perché si torna in campo nuovamente martedì per la penultima e poi si chiude sabato in contemporanea tutte alle 18. Saponara nel frattempo prova a girarsi, calcia col sinistro, colpisce d'esterno, vorrebbe una deviazione ma non viene accontentato. L'altro Capurso che potrebbe traslocare dal Palapinto nell'ultima giornata fissata al sabato e dunque per indisponibilità potrebbe esserci una variazione di campo da ufficializzare nelle prossime ore. Nel frattempo intanto riceve il pallone anche Benny Garofalo, mandato in campo da Chiaffarato, palla buona in avanti per Dammacco che prova a girarla, Tony Dandello ferma, rimessa laterale per il Capurso. Trascorsi i primi 5 minuti nel frattempo, rimessa nuovamente per Garofalo, in gol nella partita di andata Giannattasio, in avanti a cercare Dammacco, dietro da Leggero, Garofalo di prima bene in profondità per Dammacco che però non riesce a controllare il pallone. Tony Dandel copre e allontana. Rimessa per Giannattasio. Dammacco prova a difendere il pallone, rischia di commettere fallo, la palla è buona per Giannattasio che prova il numero, fermato da Fantesele, si torna da Leggero, pressato da Saponara, si rifugia all'indietro da Micoli. Lancio di Micoli verso Dammacco che tocca anche di testa, tocca di schiena Tony Dandel. Scarsa comunicazione tra Parisi e Tony Dandel, con quest'ultimo che si aspettava l'intervento del suo portiere. Dammacco però era esattamente girato al contrario per poter provare a colpire di testa verso la porta. Alla fine porta comunque a casa una rimessa laterale in zona offensiva il Capurso. Giannattasio col sinistro deviato, calcio d'angolo. Si cambia fronte d'attacco, si va a destra stavolta, sempre Garofalo la battuta.
La mette dentro Garofalo, tocca ancora Felipe Tony Dandel. Parisi chiamato a risistemare intanto la sua porta. Angolo per Garofalo. La alza a cercare Giannattasio. Dammacco però trattiene irregolarmente Fantesele al limite dell'area di rigore. Contesta la decisione del signor Sgueglia che lo richiama. Arriva anche Garofalo a fare da pacere. Dammacco spiega le sue ragioni. Tutto risolto con una piccola chiacchierata. Fallo numero 2 però commesso dal Capurso. Ancora 0 l'infrazione del Cosenza. Riparte Tony Dandel. Fantesele in avanti, cerca Saponara, Leggero lo anticipa. Dammacco all'indietro per Garofalo. Ancora Garofalo, buona palla tra le linee. Dammacco torna da Leggero. Giannattasio sulla destra. Nuovamente Leggero, pressato da Saponara. Cerca la profondità. Chiede scusa Dammacco per l'errata misura del passaggio. Rimessa battuta da Adornato verso Tony Dandel. Poi Fantesele. Prova a superare Giannattasio, ci riesce. Fantesele, calcia di punta, non inquadra la porta. Bella giocata però sotto l'aspetto atletico, soprattutto ha lasciato sul posto Giannattasio. C'è da risistemare nel frattempo anche la porta difesa da Micoli nel lato sinistro del campo rispetto alla nostra prospettiva. Garofalo in possesso, con un tunnel trova il modo di andare da Dammacco. Sovrapposizione di Garofalo, pallone portato a Giannattasio che finta il tiro. Garofalo la gira, rimpallo che premia Saponara che può partire. Dammacco deve spendere il fallo. Arriva il contatto, arriva anche il cartellino giallo. Fa segno 2 con la mano stavolta Voltarel, riferendosi al fallo commesso appunto prima di questo su situazione di calcio d'angolo e poi questo più netto. 3 falli e un'ammonizione per il Capurso. Rimane in campo Dammacco nel frattempo, mentre Perry è stato inserito per difendere su questa situazione. Esattamente 6 minuti e mezzo trascorsi. Arrieta alla battuta. Carica il sinistro, ancora Perry a opporsi. È richiamato Dammacco per far posto a Grandinetti. Rimessa nella metà campo difensiva per il Cosenza con Fantesele che va da Tony Dandel. Arrieta. Pronto anche Bavaresco. Saponara. Arrieta. Fantesele. Sfida nuovamente Giannattasio, poi allarga per Tony Dandel, la porta sul destro, calcio Tony Dandel, palo! E poi Perry che allontana ancora Felipe Tony Dandel vicino allo 0-1. Andiamo a rivedere quello che è successo. Bravo con la finta, tiro che aveva battuto Micoli, ma che si è stampato sul palo e quindi si rimane 0-0, ma in questi primi 7 minuti ci sono state almeno un paio di occasioni importantissime da entrambe le parti, con Pedrinho e Tony Dandel 2 volte a testa. Intanto Perry ferma Gustavo Bavaresco, concedendo però rimessa laterale. Perry che nel riscaldamento è stato l'ultimo a iniziare, è stato tanto in panchina a cercare la giusta concentrazione. Lo stesso ha fatto quando i suoi compagni sono tornati verso lo spogliatoio. Lui si è attardato una trentina di secondi in più, sempre seduto in panchina, per cercare anche le energie mentali per questa sfida che vale tantissimo della stagione del Capurso e ovviamente anche del Cosenza. Pedrinho. Grandinetti chiede calma al suo compagno. Perry verso Pires. Capurso che è tornato con il quintetto che ha iniziato la partita. Grandinetti. Perry in avanti a cercare Pires, testa di Fantesele, poi Tony Dandel, evita l'intervento di Grandinetti. Bavaresco ce l'ha sulla corsa, prova a disturbarlo Pedrinho, poi Pires chiude impedendo da Arrieta di arrivare sulla palla. Battuto subito il fallo laterale, Grandinetti recupera, Bavaresco alle sue spalle, allora preferisce ricominciare da Juan Cruz Perry.
Pedrinho cerca un varco, la palla diventa buona per Pires, ce l'ha sul sinistro, grande intervento di Parisi. Pedrinho la alza a cercare il destro di Perry che incrocia, allontana Arrieta e fa bene perché c'era Pedrinho alle sue spalle. Ancora Perry, da fermo. In due tempi Parisi costretto a uscire un attimo dalla sua area di rigore. Poi però si ferma per il pallone sgonfio. È stato infatti depositato fuori. Non va bene nemmeno quest'altro fornito ad Arrieta, che adesso ne prende un terzo. Vediamo se si può riprendere. Parisi sempre insoddisfatto, vedete adesso, è sgonfio, si è visto chiaramente il labiale. Pires nel frattempo restituisce il possesso al Cosenza perché era stato proprio Parisi a metterlo fuori. Si ricomincia. Marchio, Arrieta verso Bavaresco, Arrieta, Marcelinho, Arrieta, pressione di Pedrinho, Marchio aiutato anche da Marcelinho, trova poi Bavaresco, Arrieta chiama la palla sulla destra, ancora Arrieta, punta Grandinetti, prova a saltarlo, Grandinetti rimane in piedi e lo ferma, poi gli si slaccia lo scarpino destro e chiede di pazientare prima della ripresa del gioco. Marcelino approfitta nel frattempo per chiamare la giocata. Arrieta da Marcelinho, tocca Grandinetti, rimessa laterale ancora per il Cosenza. Sempre Kevin Arrieta sul pallone. Marcelinho all'indietro, la palla arriva direttamente dalle parti di Gianluca Parisi. Carica il destro, allontana Pedrinho quasi verso la porta di Parisi. Palla fuori. Piccolo brivido, anche se Parisi aveva probabilmente meglio di tutti la percezione della traiettoria. Grandinetti prova a passare sulla sinistra. C'è stato un tocco, Marcelino non se n'era accorto. Stava già andando in profondità, invece la rimessa è stata battuta dal Capurso. Pires può sfidare Bavaresco. Ancora Pires. Dentro da Pedrinho, suolata per andare ancora da Pires che prova a pizzicarla, Parisi bravissimo. E poi Arrieta che la spazza via lontano. Rimessa dal fondo per il Capurso. Micoli verso Perry. Lancio a cercare Pires, Marchio in anticipo. Si va poi da Parisi. Chiama il pallone Arrieta. Parisi lo cerca con il lancio, ci mette le mani Micoli che para comodamente, poi va da Pedrinho sulla destra. Grandinetti vuole il pallone dall'altra parte, ha accontentato Grandinetti, cerca di portarsela avanti, fermato, la palla diventa buona per Pedrinho, la palla rimane lì dopo la parata di Parisi. Ancora Pedrinho al 10° minuto fa 1-0 Global Work Capurso. Sfortunato Parisi perché aveva fatto un'altra grande parata. La sfera però è rimasta praticamente lì. E Pedrinho da 2 passi non poteva sbagliare. Si sblocca la partita a metà del primo tempo. Ma ci sono ancora 30 minuti da giocare. Il Cosenza è già sulla tre quarti offensiva con Arrieta. Marchio. Anticipo di Pires su Canal, prova a distendersi Gonza Pires, ancora Pires, sovrapposizione di Perry, riceve Perry, pensa al tiro, scivolata di Marchio e palla che schizza in fallo laterale dall'altra parte. Dentro da Macco per Pedrinho, un cambio che Chiaffarato voleva fare prima della ripresa del gioco ma non è stato possibile. Allora Perry ancora dalla distanza, stavolta più distante dallo specchio. Marcelinho riceve da Arrieta, restituisce il pallone, Grandinetti, super intervento
per togliere la possibilità all'avversario di andare a calciare in porta. Rimane però in possesso il Cosenza. Arrieta dentro da Canal, palo, ancora il secondo di giornata per il Cosenza. Si è sganciato bene, è andato a calciare, da cui possiamo apprezzare anche il movimento. Si è preso quel mezzo metro che serviva per liberarsi di Grandinetti e calciare. Sfortunato ancora Mauro Canal. Grandinetti, leggero, centralmente per Dammacco che prova a difendere la palla, la dà però a Canal. Tocco di Grandinetti, Canal si tiene alla rimessa laterale. Arrieta. Si accentra col sinistro. Micoli con le mani, c'era anche Pires da quella parte pronto a respingere. Canal alla battuta. Arrieta carica il mancino, passa a fil di palo, non c'erano stati tocchi, non sarebbe stato dunque gol. Rimane però una situazione potenzialmente pericolosa. Nessun compagno però è andato ad attaccare il secondo palo in quel frangente. Micoli in avanti, vuole la testa di Dammacco, Parisi la fa sfilare. Arrieta. Dentro da Marcelinho, contrasto vinto con Dammacco. Marcelinho, si distende Micoli. Angolo per Canal, c'è sempre Arrieta che vuole il pallone. Calcio, una gran botta ancora Peppe Micoli. Nuovo corner. Cosenza ha davvero delle grandi qualità, soprattutto dalla distanza. Con Arrieta e Marcelinho soprattutto. Ancora Arrieta. Ci riprova al volo, deviazione, palla fuori, tocco però di Grandinetti. Quindi terzo corner di fila, sinistra, destra e nuovamente a sinistra adesso, sempre per il fronte d'attacco del Pirossigeno Cosenza. Palla respinta da Pires, stavolta è fallo laterale forse, cambia pochissimo nella sostanza. Ancora il pallone a cercare Arrieta, stavolta più difficile, va col piatto ma alza il pallone. Rinvio per Micoli. Grandinetti, leggero, ancora Grandinetti. Sprint di Leggero nella tre quarti offensiva, palla sulla corsa, Parisi può far ripartire, sbaglia però il lancio, Pires sbaglia a sua volta il passaggio per Dammacco, forse un po' troppa fretta sia di Parisi che di Pires per far partire una potenziale situazione in superiorità numerica e la palla si è persa in fallo laterale nell'ultimo caso. Riparte il Cosenza. Canal, Arrieta, Marcelinho, Marchio, Canal, cerca spazio, gran palla per Marchio, ancora finta, va sul destro, rinuncia a calciare e torna da Canal, ci prova lui, Leggero anticipa anche Micoli, Pires la tiene in campo, cerca di far correre Dammacco, palla poi giocata verso Grandinetti, si torna da Pires, vuole palla ancora Guido Grandinetti, Pires non si fida e torna da Leggero, sposta la palla Leggero con il destro per Grandinetti. Un po' di campo ma sceglie nuovamente di far circolare il pallone. Dammacco, Leggero, parte Dammacco, palla controllata da Marchio, diventa un assist per Marcelinho, lo ferma ancora Luca Leggero. (7:42 da giocare). Canal tocca stavolta per Arrieta, Pires rimane fermo, Micoli vola a toccarla ancora. Riusciamo anche a rivedere l'azione. Toccata nettamente Micoli. Ancora un angolo per il Cosenza. Marchio per Arrieta che stavolta non può calciare di prima intenzione e va da Parisi. Anche spazio per entrare nella metà campo offensiva. Parisi pensa per un attimo anche al tiro, la gira poi verso Marchio. Canal entra in area, la mette dietro.
non ci può arrivare Marcelino, che era più in prossimità della porta. Non ci sono stati nemmeno altri tocchi e quindi c'è rimessa per il Capurso. Perry. Pires. Perry. Grandinetti. Contatto con fallo. Ha aspettato un attimo Voltarel, probabilmente per verificare che ci fosse il vantaggio. Non si è concretizzato, arriva dunque il fallo. Prima infrazione del Cosenza, segnata anche nel tabellino. 7 minuti e 15 da giocare. Lugar in corsa per Perry, che potrebbe anche calciare verso la porta. Va Perry, che infatti ci prova. Parisi para e mette in fallo laterale. Corner, anzi fallo laterale come dicevo. Pedrinho la battuta. Perry ci riprova, tantissima potenza ma il pallone è alto. Parisi va da Tony Dandel. Fantesele. Canal. Nuovamente André Fantesele. Tony Dandel. Canal. Tony Dandel. Canal di prima, in avanti Saponara ci può arrivare. C'è Perry in marcatura. Fantesele. Prova a spostare il pallone. Ancora André Fantesele. La gira da Tony Dandel. Calcia verso la porta. Micoli respinge. Canal per questo fallo laterale, battuto forte di punta, sperando in un tocco che non c'è stato. Palla direttamente sui sostegni esterni della porta. Rimessa di Micoli, ancora lunga a cercare stavolta Garofalo. Parisi con il petto ad allontanare. Pedrinho verso Perry. Pires è pressato, si va da Micoli, pressato da Saponara, che infatti arriva a sporcare il pallone. Torna in campo Giannattasio. Giannattasio alla battuta. Per Micoli sul sinistro, rischia un po', finisce per terra. Con mestiere porta a casa il fallo da parte di Saponara. Non convintissimo del fischio arbitrale. Micoli ha messo il corpo davanti. Non so se l'intenzione di Giannattasio era proprio questa, di andare dal portiere e servirlo sul piede sinistro. Battuto intanto il calcio di punizione a cercare proprio Giannattasio, che cerca un grande aggancio, non se la porta fuori. Avevo avuto questa impressione. Parisi infatti sta chiedendo questo. Rimessa laterale per il Capurso, che rimane dunque in avanti. Giannattasio alla battuta, fuori per Perry, che vuole calciare, va col sinistro, palla deviata, calcio d'angolo ancora. Sempre Giannattasio alla battuta. Palla dentro che diventa buona per Pedrinho, che non riesce a correggerla in porta. Si era trovato gratis un pallone a un paio di metri dalla linea di porta. Poi leggero ferma Saponara in maniera regolare. E viene assegnata anche la rimessa al Capurso. Giannattasio. Garofalo. Pressione di Saponara, palla verso Pedrinho. Cerca il numero, non c'è nessun compagno pronto a ricevere. E allora Adornato. Fantesele. Adornato. In avanti per Tony Dandel. Limite dell'era. Tony Dandel! Ancora un grandissimo intervento di Micoli. Angolo per il Cosenza. Sembrava aver aperto il piatto nella maniera giusta.
Fantesele l'alza per il sinistro al volo di Saponara, che però non riesce a impattare bene il pallone, lo colpisce mandandolo nella direzione opposta. Time out chiamato nel frattempo da Chiaffarato. 5:34 da giocare prima dell'intervallo. Decide il gol di Pedrino dopo 9 minuti e 41. Questa la situazione di prima, in cui riusciamo a vedere soltanto il tocco di Micoli dopo essere avvenuto e la traiettoria del pallone ad uscire. Capurso che in questo momento salirebbe a quota 31 punti in compagnia di Active e Came Treviso. Persino Cosenza resterebbe al terzultimo posto con una sconfitta a -7 dalla Fortitudo Pomezia, e con 2 gare da giocare sarebbe aritmeticamente retrocesso in Serie 2 Elite, ma ci sono ancora 5:34 da giocare più tutto il secondo tempo ed un solo gol di distanza fra le due squadre. Si torna in campo. Gianattasio batte la rimessa laterale all'indirizzo di Garofalo, poi Micoli. Lancio in profondità, Parisi la lascia uscire. Fantesele. Tony Dandel. Fantesele. Saponara verso Adornato. Tony Dandel. Palla in avanti, c'è stato un contatto a palla lontana tra Perri e Saponara, con fallo subito dal giocatore del Cosenza, e quindi calcio di punizione. Una zona molto interessante, la zona centrale per gli ospiti, che mandano dentro tutta la batteria dei tiratori, Marcelino e Arrieta. A sfruttare il loro mancino. Marcelino dà indicazioni anche ad Andrea Fantesele nel frattempo, lo vedete adesso con questo primo piano. Va Marcelino direttamente in porta, colpisce Grandinetti che era lì in barriera. Fantesele. Tony Dandel. Fantesele va a cercare Adornato, palla troppo lunga, rimessa laterale per il Capurso. 4 minuti e mezzo praticamente da giocare, 4:40. Perri. Micoli si prende un rischio con questo dribbling, portando anche la palla verso la sua porta. Poi va Perri a cercare Leggero, che si era portato in profondità, non è riuscito però a ricevere, e adesso lascia il campo a Pedrigno. Fantesele. Tony Dandel. Fantesele verso Adornato. Ancora duello Perri-Saponara, Perri di forza, spalla contro spalla, porta a casa la rimessa laterale. Pires verso Perri, si muove Micoli, Perri rischia, Saponara ringhia da quelle parti, mette la palla in fallo laterale. Si propone anche Micoli per dare una linea di passaggio in più, infatti Perri lo va a cercare. Ancora Micoli, rientra, permette a Perri di ricevere senza marcatura, arriva adesso ancora Saponara. Pires torna da Perri, di prima in avanti, non trova però la misura del passaggio verso Pedrigno, palla direttamente fuori. Tony Dandel. Fantesele. Grandinetti
Un'ancata di troppo, e calcio di punizione, soprattutto quinto fallo commesso dal Capurso. Lo rivediamo subito con Fantasele che ha spostato il pallone. Grandinetti è andato a commettere il fallo. Adornato, Fantasele, Tony Dandel, Arrieta, prova a saltare Grandinetti, linea di fondo quasi, poi deviazione di Pires. Micoli ancora una volta vuole partire, finisce per terra, non c'è fallo ai suoi danni, rimane lontanissimo dalla porta. Arrieta cerca di calciare, Perry si sostituisce a Micoli, allontana. Ha rischiato anche di uscire con pallone ancora in suo possesso tra le mani, fuori dall'area. Micoli se ne è accorto nel momento in cui ha dovuto quasi lasciarlo lì. Fantasele, chiuso da Pires e Pedrinho che partono in contropiede. Pedrinho verso Pires, cerca col destro la porta, non la trova, era molto defilato. Adornato, Tony Dandel, ancora Adornato, la gira a destra poi per Arrieta. Fantasele, Adornato, torna ad André Fantasele, Arrieta, sposta la palla, calcia col sinistro. Micoli dà uno schiaffo verso l'alto e la manda in calcio d'angolo. Angolo per Fantasele, palla per Arrieta, deviazione di Grandinetti e Micoli evita di concedere calcio d'angolo. Pedrinho prova a scattare in profondità, lo va a cercare Micoli, palla però è troppo lunga, allora Parisi. Arrieta, Fantasele, Tony Dandel ancora verso André Fantasele. Tante finte, arriva anche Adornato a dargli una mano. Fantasele poi sceglie di andare da Arrieta, palla sulla corsa di Tony Dandel, ancora Micoli, poi Pires, ancora Pires, si accentra, entra nella metà campo offensiva, la gira per Pedrinho, Pedrinho, tunnel, Pedrinho, Parisi respinge e poi la palla torna tra le sue mani. Tony Dandel ha fatto un numero stupendo per andare a calciare in porta, ha trovato ancora però un ottimo Parisi davanti a lui. Perry che allontana, rimessa laterale per il Cosenza. E arriva la richiesta di time out, stavolta da parte di Ibañez. Un minuto e 20 da giocare prima dell'intervallo. Vuole parlare con i suoi ragazzi Ibañez. Rivediamo la giocata di Pedrinho, che poi non ha avuto forse la forza nelle gambe di calciare con più potenza. Quindi adesso fermi per un minuto prima degli ultimi 80 secondi della prima frazione. Cosenza che nelle ultime 2 giornate affronterà i Cosiddi di Nenzano e CDM Futsal, mentre il Capurso è atteso dalla Feldieboli martedì e poi ospiterà il Mantova nell'ultima giornata. Si torna in campo. Rimessa Cosenza, battuta da Arrieta, poi Marchio va da Canal. Arrieta taglia il campo, da Marcelinho ci mette però le mani sul pallone Peppe Micoli.
Alza il pallone verso Leggero, ancora una volta in avanti. Di fatto lui e Grandinetti si stanno anche adattando a questa soluzione tattica per sfruttare sicuramente la loro fisicità. Leggero in avanti a cercare Pires che non riceve. Arrietà, iniziato intanto abbondantemente l'ultimo minuto del primo tempo ovviamente. Grandinetti si mette davanti, protegge benissimo la rimessa dal fondo, ha rischiato anche di commettere fallo Arrietà. Rinvio per Micoli. Leggero vuole il pallone addosso, Marchio si libera della sua marcatura, poi Pires in pressione, ancora Pires, Capurso che ha già commesso il quinto fallo. Grandinetti fermato ancora da Marchio, rimessa laterale in zona offensiva. Grandinetti si lamenta per un tocco all'altezza della caviglia. Pires calcia col sinistro, non riesce però a inquadrare lo specchio. Si va da Canal, 20 secondi a disposizione per un'ultima emozione in questa prima frazione. Arrietà dentro Perri prima di tutti, poi Grandinetti fa sfilare, non si è accorto che non c'erano compagni pronti a ricevere. Se avesse fatto sfilare la sfera. Marchio, 8 secondi, indietro da Parisi, alza il pallone direttamente tra le mani di Micoli che la blocca e attende solo il suono della sirena che chiude la prima frazione. Si va all'intervallo con il Capurso avanti 1-0 con il gol di Pedrinho dopo 9 minuti e 41. Squadre che tornano negli spogliatoi. Ci prendiamo anche noi una pausa, ci risentiamo tra circa 10 minuti sempre qui in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
Nuovamente collegati dal Palapinto di Mola di Bari, si è concluso quasi l'intervallo tra Global Work Capus e Pirossigeno Cosenza, 28esima giornata di Serie A, la terzultima della regular season, 1-0 per i padroni di casa dopo i primi 20 minuti effettivi, con il gol dell'ex Pedrinho al 10° del primo tempo. Squadre che sono tornate sul rettangolo di gioco. Mancano di fatto soltanto i due arbitri e poi si potrà ricominciare. Micoli, Perri, Pedrinho, Pires e Grandinetti, 5 scelte da Chiaffarato per la ripresa del match, mentre Cosenza riparte con Parisi, Tony Dandel, Bavaresco, Adornato e André Fantesele. Le squadre sono già pronte, ma come detto mancano ancora altri componenti della panchina del Cosenza, oltre ai due arbitri che arrivano adesso, Sgueglia di Finale Emilia e Voltarel di Treviso. Da dato di Barletta il cronometrista invece già pronto al suo tavolo. Sarà il Capurso a muovere il primo pallone del secondo tempo. Tutto pronto, si siedono i giocatori in panchina, fischietto in bocca ancora per Sgueglia di Finale Emilia che dà ufficialmente il via al secondo tempo. Perri, Pires, Pedrinho pressato da Adornato, va da Perri che di spalle prova a metterla in profondità, non trova però compagni e allora Tony Dandel può far ripartire il Cosenza. Adornato in avanti per Bavaresco, recupera palla Pedrinho solo per un attimo perché poi Tony Dandel gliela fa carambolare sul ginocchio e dunque rimessa laterale per la Pirossigeno, che poi con classe 2002 Alessio Adornato alla battuta. Tony Dandel, Bavaresco lascia sfilare verso Fantesele, ancora Tony Dandel, Fantesele, Perri a contrasto, nuovamente Fantesele con il sinistro, prova ad incrociare, rimpallo che premia Perri, attacca Perri, dall'altra parte Pedrinho, Perri cerca poi la porta, tocca Gustavo Bavaresco e viene fuori il primo calcio d'angolo del secondo tempo per il Capurso. Perri aveva perso la linea di passaggio per andare da Pedrinho, ha provato la soluzione personale. Suolata per ancora Perri che dalla distanza nel primo minuto della ripresa con la specialità della casa fa 2-0 Capurso. Corner battuto, assist con la suola di Grandinetti e destro di Juan Perri per il raddoppio del Capurso. E dunque subito il raddoppio del Capurso appena tornati dall'intervallo. Fantesele, Bavaresco a contrasto Pires che ruba ancora il pallone, parte Pires, Pires ancora cerca un varco, non lo trova, è costretto a fermarsi, poi Bavaresco a contatto, non c'è stato il fallo secondo Sgueglia. E poi alla fine arriva il giallo a Bavaresco. Con Pires che si toccava il volto. Si ripartirà da fallo laterale, però punito il contatto quando ormai il pallone era uscito dal campo. Rimessa per il Capurso, ma bisogna ripeterla perché doveva autorizzare Sgueglia col fischietto. Pires calcia senza rincorsa. Riparte Tony Dandel, Adornato,
Fantesele verso Saponara, palla all'indietro, Pires e Pedrinho sostengono di non averla toccata, mentre Voltarella ha concesso comunque la rimessa al Cosenza. È tornato da Fantesele. Tony Dandel. Adornato non ci arriva, rimessa laterale stavolta per il Global Work Capurso. Perri si accomoda in panchina, dentro Leggero. Pedrinho in avanti a cercare Dammacco, Tony Dandel non lo fa partire. Dammacco uno dei due ammoniti di questa partita insieme a Bavaresco. Tony Dandel, Adornato, tocca Pires, rimessa laterale per il Cosenza. Fantesele, Saponara, tocca il pallone Leggero, ancora Saponara però in protezione. Fantesele, si muove Tony Dandel, tocca il pallone Grandinetti. C'è un richiamo per Saponara e Leggero. Leggero si lamenta proprio della situazione precedente in cui Saponara ha protetto il pallone a dire del giocatore ex Pescara, allargando troppo il gomito. Arrietà in avanti verso Marcelinho con il petto Gonza Pires, che poi si autolancia, viene sfavorito però dal rimpallo e c'è rimessa per Parisi. Arrietà prova a prenderlo Grandinetti, Arrieta è più veloce, Arrieta incrocia, deviazione di Pedrinho, poi Grandinetti, può partire il contropiede del Capurso, ancora Grandinetti, sbaglia il passaggio verso Pires, riesce a metterci la punta del piede Marcelinho. Possesso sempre per la formazione pugliese. Pires, Leggero, Grandinetti, Leggero verso Pires, in avanti palla irraggiungibile per Pedrinho, che apprezza comunque l'idea del compagno. Inquadrato un pensieroso Ibanez, che potrebbe anche pensare alla carta portiere di movimento tra non molto. Ricordiamo che per il Cosenza è fondamentale vincere questa partita per continuare a sperare nella permanenza. Pires intercetta intanto il pallone, riesce ad andare da Grandinetti, non riesce poi a sua volta Grandinetti a servire Pedrinho. Leggero allarga per Pires, palla un po' troppo arretrata e quindi possesso che torna al Cosenza. Quasi trascorsi i primi 3 minuti del secondo tempo, da 2 minuti il Capurso avanti con 2 reti di scarto. Arrieta dentro da Saponara, prova a girarsi, portato verso l'esterno da Leggero. I due continuano a trattenersi in maniera abbastanza vigorosa. Palla poi toccata da Marcelino per ultimo, ancora un buon intervento difensivo di Pedrinho e quindi c'è fallo laterale per Leggero. Micoli sbaglia il passaggio, la palla rimane a disposizione di Pedrinho, che la spara in tribuna per evitare rischi ulteriori. Arrieta alla battuta dentro De Brasi, che potrebbe essere la soluzione al quinto di movimento di cui vi parlavo. Infatti si propone subito nella metacampo offensiva, l'ha già fatto in questo campionato, è una delle sue caratteristiche principali e quindi Ibanez si tiene un portiere comunque di ruolo in campo, ma che all'occorrenza, come in questo caso, può
fungere anche da portiere di movimento. Canal scambia proprio con De Brasi. Arrieta. De Brasi. Canal. Fantesele. De Brasi. Nuovamente Canal. Invita De Brasi a tornare tra i pali, vuole giocarsela 4 contro 4. Canal, anzi Fantesele ci prova sull'esterno della rete. Partito Pedrinho, lo va a cercare Micoli, palla sulla corsa, ancora Pedrinho, difende il pallone, taglia Pires, non può servirlo, e allora riparte da Leggero. Buona la palla per Pires, sta arrivando Pedrinho, vuole calciarla, sbatte addosso a Fantesele che protegge poi l'uscita con le mani di Vittorio De Brasi. Arrieta non riesce poi a sua volta a servire Fantesele. Rimessa laterale e tra i pali torna Parisi, considerando che il possesso è del Capurso. Perri verso Pires. Grandinetti. Vuole il pallone Perri. Nuovamente Grandinetti. Canal non riesce a fermare Pires che ci prova con il destro. Palla sull'esterno della rete. Rimessa per Parisi. Perri anticipa Bavaresco che poi lo trattiene. Bavaresco è già ammonito. Bavaresco è già ammonito. Arriva solo un richiamo. Questo è l'intervento, trattenuta su Perri che poi si tocca anche la caviglia. Punizione Capurso. Perri verso Leggero. Grandinetti non riesce a ricevere, c'è Giannattasio però. Grandinetti prova il numero, fermato, rimessa laterale ancora per il Capurso. Leggero. Giannattasio per Grandinetti. Giannattasio riesce ancora a riciclare il possesso andando da Perri. Poi Grandinetti. Taglio di Perri, non c'è linea per servirlo, allora Leggero. Giannattasio. Grandinetti. Tocca Canal, la palla va tra le mani di Micoli che cerca il lancio in profondità, testa di marchio. Giannattasio non ci arriva però Grandinetti dopo il tocco di Arrieta. Disturbato da Canal, rimessa laterale per il Capurso e adesso il portiere di movimento lo fa Marcelinho. Protesta da parte della panchina, attenzione perché il Capurso intanto ha calciato in porta con Perri. Anzi c'è da ripristinare l'ordine in campo perché il Cosenza con la rimessa laterale a proprio favore che adesso viene nuovamente assegnata, stava portando Marcellino come portiere di movimento, la rimessa poi l'ha battuto il Capurso a gioco fermo per una errata segnalazione da parte di Sgueglia e quindi qualche secondo di incertezza. Adesso si può giocare, portiere di movimento Marcellino, come anche potete ben notare con la maglia gialla. Canal, Arrieta, Fantesele verso Canal. C'è spazio anche per calciare, infatti ci pensa, Perri recupera il pallone, poi prende anche la mira, calcia in porta e sfiora il tris. Vicinissimo alla doppiata personale, soprattutto al 3-0 Perri, che aveva letto subito la situazione. Ancora Marcellino che rimane portiere di movimento, ha battuto lui la rimessa dal fondo.
Trascorsi intanto 6 minuti in questo secondo tempo. Canal, Arrietà, Canal, Arrietà, va sulla linea di fondo, Marcelinho all'indietro un po' la cieca, ma comunque per permettere a Cosenza ancora di avere un possesso. Arrieta a contrasto, Micoli, rinvio, ha segnato calcio d'angolo. Micoli già pregustava il rinvio verso la porta sguarnita degli avversari. Marcelinho verso Arrieta, Canal, nuovamente Arrieta, Marcelinho, Canal, Bavaresco e poi Canal. Marcelinho torna da Canal nel cerchio di centrocampo, 7° minuto che sta per andare via nel frattempo. Ancora Canal, ripensa al tiro, ci riprova, Micoli para e Arrieta può battere la rimessa laterale. Canal, ancora Mauro Canal, sempre per vie centrali, poi Fantasele, bella la palla, Bavaresco, Grandinetti e Pires che allontana. Fallo laterale per il Cosenza nella propria metà campo, il Capurso però tiene la prima linea sulla tre quarti difensiva e quindi non c'è la necessità di inserire Parisi per la rimessa. Arrieta, Canal, Fantasele, Canal, pressione vincente stavolta del Capurso perché Canal alla fine quasi si sbarazza del possesso per non correre rischi. Per in area di rigore, Leggero, Grandinetti, bella palla per Leggero che cerca poi la profondità chiedendo uno scatto a Pires che non c'è stato. Rientra Marcelino nel frattempo, 8 minuti quasi andati via. Arrieta, Fantasele, ha spazio anche per calciare ma trova il corpo di Leggero colpito al fianco. Si rimane in questa situazione. Arrieta, Canal, Arrieta, Fantasele, ancora Arrieta, carica il sinistro, palla respinta, Fantasele prova a metterla dentro, Leggero allontana, la rimette però verso una zona pericolosa, poi Pires salta di testa, subisce fallo da Fantasele. Fallo numero 2 del Cosenza. Questa la situazione finale, il rinvio di Leggero. Fantasele faceva di no con la mano, invece è stato assegnato il calcio di punizione al Capurso. C'è anche bisogno dello spazzolone. Quindi Ibanez approfitta anche per far rifiatare chi sta giocando come portiere, nel portiere di movimento in questo momento, con Bavaresco, Canal e Fantasele richiamati in panchina per rifiatare in una situazione di non possesso. Momento utile anche per il Capurso per rifiatare un attimo. Capurso che invece con questa vittoria andrebbe al 10° posto, al nono in realtà in compagnia di Active e Kame, ma considerando gli scontri diretti l'Active in questo momento sarebbe nona, con una partita tra l'altro da giocare domani, come dicevo in apertura, contro il Mantova. Capurso 10° e Kame 11ª, ma le distanze sono cortissime, ci sono ancora 2 giornate da giocare, quindi ancora tutto può succedere. Contrasto per Arrieta vinto dal giocatore del Capurso. Tra l'altro nella prossima giornata c'è un confronto diretto chiave tra Fortitudo Pomezia e Kame Treviso. Torna Marcelinho in campo come quinto di movimento e quindi
ci si riproietta nella metà campo alla nostra destra. Arrieta verso Fantesele. Ancora Arrieta. Fantesele cerca un pallone in diagonale. Tony Dandel era appostato sul secondo palo, ci ha messo però il piede prima Perry. Rimessa laterale per la Pirossigeno. Arrieta ancora. Fantesele. Ancora Arrieta. Cerca un varco, va da Canal sulla sinistra stavolta. Canal, palla che diventa buona per Marcelinho. Non affonda la scivolata Grandinetti. Fantesele verso Arrieta, che carica il mancino. La palla passa sotto le gambe di Micoli. Il Cosenza si riporta sotto 2-1 dalla distanza. Il timbro di Kevin Arrieta. Non l'ha vista probabilmente partire Micoli. La palla gli è passata sotto le gambe, non è riuscito a coordinarsi perfettamente per la parata e quindi 2-1 il punteggio con 10 minuti e 51 secondi da giocare. Grandinetti rimette il pallone in gioco. Perry per Giannattasio. Ancora Perry. Allontana, Grandinetti non può ricevere, palla tra le mani di Parisi, è pronto già Marcelinho. Arrieta, c'è tantissimo da giocare. Arrieta ancora, verso Fantesele. Arrieta per Canal. Arrieta. Canal. Fantesele. Torna da Mauro a Canal. Marcelino fa sfilare verso Arrieta. Canal. Arrieta. Marcelino verso Canal, poi Fantesele. Si torna da Canal. Marcelino, c'è Arrieta alle sue spalle. Stavolta è nuovamente Canal in posizione centrale. Arrieta vuole ricalciare, Perry prima anche di Micoli, poi cerca il tiro con meno possibilità di coordinarsi rispetto a prima. Rinvio dal fondo, battuto ancora da Marcelino. Torna in campo Pires per Giannattasio per difendere il quinto di movimento. Capurso a rombo in questo momento. Arrieta. Canal. Fantesele verso Canal. Palla che sfila. Arrieta ci riprova. Micoli si distende bene stavolta. Canal. Va da Arrieta. Ancora Canal. Fantesele. Canal. Cerca spazio, non si fida del tiro. Arrieta. Fantesele. Per Arrieta ancora. Canal da destra. Marcelino, linea di fondo. Marcelino, palla respinta. Fantesele non riesce a calciare di prima intenzione. Girandola di cambi nel Cosenza. Tra questi ovviamente il ritorno di Parisi tra i pali. Capurso che si prende tutto il tempo a sua disposizione per battere la rimessa laterale. Perry per Micoli. Rinvio in profondità. Testa di Marchi ad allontanare. Ancora fallo laterale per i padroni di casa. 8:54 da giocare. Partita ancora lunga. Perry per Leggero. In profondità. Adornato di testa anche Leggero. Grandinetti mette giù. Pires vuole il pallone, cerca di scavalcare la difesa Leggero, poi Marchio pressato da Pires che gliela sporca, rimessa laterale. Torna il quinto di movimento per il Cosenza. Il Capurso si mette a protezione della sua tre quarti difensiva. Adesso nuovamente 2-2 per opporsi agli avversari per il Capurso. Poi torna Grandinetti però come riferimento centrale, proprio probabilmente per evitare di concedere un tiro come quello che ha portato al gol di Arrieta. Marcelino. Arrieta. Marcelino la gira verso la porta, il pallone passa, arriva il pari del Cosenza. Marcelino per il 2-2. Bacio alla telecamera anche di Tony Dandel.
che è stato l'ultimo a toccare le spalle di Perry. C'è stato il tocco sulla linea. E quindi il Cosenza in 2 minuti e mezzo riporta tutto in parità. Grandinetti davanti a cercare la corsa di Pires, che però non riesce, anzi sì, ce la fa a tenerla in campo senza però riuscire ad andare a calciare in porta. Allora Grandinetti rischia superiorità numerica per il Cosenza sulla destra. Saponara, Tony Dandel, finta, Tony Dandel sbatte su Perry, che poi vuole tenere vivo il pallone, ci riesce, Grandinetti non lo controlla, rimessa laterale, Ibanez legge il momento, torna col portiere di movimento, anche perché in termini di classifica il Cosenza ha bisogno dei 3 punti e dopo averla pareggiata vuole provare anche a vincerla. Canal, Arrieta, Canal verso Fantesele, Canal sbaglia il passaggio però stavolta verso Fantesele, rimessa Capurso. 7:44 da giocare. Grandinetti, Perry prova a partire sulla sinistra, Adornato però gli scippa il pallone. Marchio, in mezzo a 3 avversari, fermato da Giannattasio. Poi Perry col tacco manda in profondità ancora per Giannattasio. Palla rischiosa ma efficace per Grandinetti. Pedrigno, Grandinetti ancora da destra, botta fortissima, pizzico alta. Torna ad affacciarsi verso la porta avversaria il Capurso, mentre il Cosenza ha inserito, anzi ha richiesto il time out. Ecco perché non è stato subito reinserito Marcelinho per Parisi. C'è 1 minuto di pausa per il time out e poi si tornerà probabilmente con questo stesso tema tattico che fin qui è stato vincente, perché dopo il raddoppio di Perry in apertura di ripresa, Arrieta al minuto numero 9:01 e Tony Dandella all'11:37 hanno nuovamente portato tutto in parità. Ci sono ancora 7:13 da giocare in questa sfida determinante per il destino anche di altre squadre, non solo di quello di Capurso e Cosenza che sono in campo. Bagnec, dopo averci provato all'inizio con De Brasi, poi deciso di andare direttamente con Marcelinho e sembra essere questa la scelta da qui ai prossimi minuti. Cosenza che tra l'altro con 7:13 da giocare non ha nemmeno la necessità di forzare alcune giocate, può permettersi di muovere la difesa avversaria. Dall'altra parte ovviamente Chiaffarato starà ridisegnando sulla lavagnetta il posizionamento difensivo dei suoi. Arrieta in avanti, lancio intercettato da Perry, torna Parisi in porta e pallone per Perry. Grandinetti, pressione altissima adesso del Cosenza che porta subito Grandinetti a sbagliare questo passaggio. Rimessa laterale in zona offensiva ed ecco Marcelino che sbuca anche nell'inquadratura. Canal. Arrieta. Canal. Fantesele alza la pressione adesso il Capurso. È stato il tocco di Pires e quindi si rimessa sempre per gli ospiti.
Ancora pallone non gonfissimo. Canal. Arrieta. Carica il sinistro, Micoli. Porta è vuota, Grandinetti ci prova, non riesce a trovare la giusta traiettoria. Ancora Cosenza con il quinto di movimento dall'altra parte. Arrieta porta il pallone. Canal. Arrieta rischia di perdere la palla. Pedrinho, calcio dalla distanza, fuori di un soffio. Ad un passo del nuovo vantaggio il Capurso, ovviamente un rischio che il Cosenza si assume in questa fase finale della partita. Canal. Arrieta. Canal. Palla che arriva bene a Fantasele, che evita l'intervento di Grandinetti, la mette poi un po' alla cieca a metà strada praticamente tra Arrieta e Marcelinho, e il Capurso torna in possesso della palla. Perry verso Grandinetti, lancio in avanti, Pires non riceve, disturbato in maniera assolutamente regolare da Marchio, quindi rimessa dal fondo, può tornare già in campo Marcelinho. Discutono Marcelinho e Parisi prima della ripresa del gioco, ma si torna nella metà campo del Capurso con la ossigeno con il quinto. 5:41 da giocare. Arrieta. Canal. Arrieta. Ancora Canal. Pensa per un attimo al tiro, infatti va verso la porta, sbatte su Pires che si mette a caccia del pallone. Arrieta, forza giocata, testa di Marcelino, testa di Grandinetti e poi Pires prova ad appoggiarla, Pedrinho non ci riesce. Rimessa laterale per il Cosenza. Arrieta sul punto di battuta. Canal. Da Fantasele. Ancora Canal. Pires tocca, la porta ancora vuota. Pires con l'esterno, Pedrinho. Canal a presidiare la linea di porta. Pedrinho ci prova, trova la deviazione di Arrieta e il calcio d'angolo. Angolo che sarà battuto da Pedrinho. 4:57 da giocare. Palla messa dentro, Marchio di testa, può ripartire poi Arrieta in contropiede. Peri lo ferma, vorrebbe la rimessa, non viene concessa. Si muove intanto anche qualcosa sulla panchina del Capurso. Viene fuori una maglietta rossa da portiere di movimento, vediamo con quale nome. Quindi forse Chiaffarato ci sta pensando anche per spezzare un po' l'inerzia che vede ormai da abbondanti 7 minuti effettivi il Cosenza nella metà campo avversaria. Fantasele da Arrieta. 4:40 da giocare. Arrieta ancora. Canal. Arrieta. Sposta il pallone. Mauro Canal. Arrieta. Attende un movimento. Va da Canal sulla sinistra. Prova a metterla dentro. Scivolata di Pires a chiudere la strada. Ma rimane il Cosenza in avanti. Canal va a recuperare il pallone dietro il head wall. Arrieta nuovamente per Fantasele. Arrieta. Fantasele cerca la porta, Micoli. Un'altra grande parata la sua. Canal. Arrieta. Fantasele. Ancora Arrieta. Per Canal. Sulla sinistra. Nuovamente Arrieta. 3:50 da giocare. Tensione massima. Arrieta. Carica il mancino. Respinge Perry.
Pires in avanti per Pedrinho che cerca di controllarla di testa, la palla diventa buona ancora per Pires, la alza ancora Pedrinho di testa, non riesce ad arrivarci. Cosenza ha già rimesso il pallone in gioco. Tony Dandel pressato da Pedrinho che era rimasto da quella parte, sbaglia poi il passaggio. Fantasele di testa non riesce a tenere il possesso, rimessa Capurso. Ovviamente adesso fasi concitate, si sente anche la tensione, il pallone pesa un po' di più. Rimessa laterale per Giannattasio. Perry sbaglia il passaggio e permette al Cosenza di ritornare con il potere di movimento nella tre quarti offensiva. Rimessa a Rietà, stavolta c'è Fantasele come vertice basso, soprattutto centrale. Canal, Pires in pressione con un fallo. Arriva un giallo anche per chi ha farato per proteste. Ammonito il tecnico del Capurso, che chiedeva il fallo laterale e non il calcio di punizione per gli avversari. Primo fallo Capurso in questa ripresa, 2 quelli commessi dal Cosenza. Arrieta in possesso. Fantasele sulla destra, ci riprova ancora, trova nuovamente la risposta di Micoli. Poco più di 3 minuti da giocare. Arrieta. Fantasele. Ancora Arrieta. Palla allargata verso Canal. Tony Dandel. Ancora Canal. Arrieta. Forte in porta. Micoli, la palla rimane lì. Perry la intercetta. Pedrinho si coordina col sinistro ma non riesce a spingerla verso la porta. C'è anche la componente fisica adesso. Canal riporta nuovamente il pallone dall'altra parte. Fantasele per Arrieta. Fantasele nuovamente per Arrieta. Alza la pressione Pires. Marcelino viene a ricevere un attimo centralmente. Poi Canal per Arrieta. Canal. Dietro nuovamente da Arrieta. Tiene ancora il possesso, attende forse anche la pressione degli avversari, tocca Pires. Rimessa laterale Cosenza, 2 minuti e 1 secondo da giocare. Richiamata adesso la panchina del Cosenza perché ci sono troppi elementi in panchina. Si riparte. Arrieta. Canal. Ancora per Arrieta. Palla centrale, Marcelino la perde, Pires la pizzica, Perry finta il tiro, va da Pires. Poi Pedrinho, ancora Pires, Perry per Pires, in porta, Fantasele lo mura. Calcio d'angolo per il Capurso. Affidato a Pedrinho. L'alza per Perry, ci prova, va da Pedrinho in area di rigore, prova a girarla, forse l'ultimo tocco è stato di Adornato. Tra le proteste generali del pubblico e della panchina del Capurso viene però assegnata la rimessa laterale al Cosenza. 1:37. Ancora portiere di movimento, il Cosenza ha bisogno dei 3 punti. Fantasele. Arrieta ancora per Fantasele, ma la palla è fuori dal campo. Poi Fantasele la allontana
per ritardare un po' la ripresa del gioco. Giallo anche verso la panchina del Capurso, credo per Nicola Primavera. Pedrinho in avanti per Grandinetti. Pires. Perry tocca Fantasile di schiena, la palla tra le mani di Micoli. Lancia a cercare Pires che prova ad arrivarci in acrobazia, ma era una palla irraggiungibile. Poi Pires rischia, protestando con l'arbitro, un cartellino giallo. 1-0-8, Marcelinho vuole il pallone per battere la rimessa dal fondo. Arrieta. Fantasele per Arrieta. Inizia l'ultimo minuto. Ancora Arrieta. Canal. Cerca la porta, Micoli respinge. Grandinetti di testa, la palla rimane in campo. Arrieta. Ha spazio, murato da Pires. Stremato ormai il numero 7. Fantasele. Arrieta, ci riprova, Perry intercetta, Pedrinho la vuole spostare, non riesce, allora Canal verso la porta su Perry, Tony Dandel, Fantasele la spara fuori con la punta. Micoli vuole battere subito, 35 secondi da giocare, va verso Pedrinho, c'è Marcelinho in porta che rischia di perderla. Pedrinho a contrasto commettendo fallo, giallo per Pedrinho che ha colpito sulla mano Marcelinho a giudizio di Voltarell. Canal, Cosenza vuole fare in fretta adesso, Arrieta ripensa al tiro, lo finta, la sposta per Fantasele, calcio in diagonale, Micoli la toglie dai piedi di Marcelinho, ancora con le mani nei capelli, 20 secondi da giocare, pallone che può decidere la stagione di entrambe le squadre. Arrieta, Fantasele, Pedrinho ruba il pallone, Marcelinho però torna ad Arrieta, calcio dalla distanza addosso a Pires, palla in fallo laterale, 11 secondi. Canal per Arrieta, forse l'ultimo pallone della partita. Canal allarga per Arrieta, sinistro in diagonale, respinge Pires, ancora Canal in porta con la testa, Perry la alza. 2 secondi. Marcelinho la calcerà forte verso l'area di rigore, infatti è così, Pires che tocca, Canal calcia, arriva il suono della sirena, finisce 2-2 tra Capurso e Cosenza. Giocatori stremati per terra, un risultato che sicuramente va meglio al Capurso, che però rimane in zona play-out in questo momento, a -2 dalla salvezza diretta, con 2 giornate ancora da giocare. Cosenza invece ha già la certezza di non potersi salvare direttamente, è a -6 da Capurso e Pomezia e dunque vincendo le ultime 2 giornate andrebbe a pari punti con entrambe. In quel caso entrerebbero i discorsi relativi alla classifica avulsa, sempre che Capurso e Pomezia non facciano più punti. Per questo il Cosenza ha provato fino all'ultimo a riaprire la partita e quindi tutto ancora da decidere in chiave permanenza in Serie A. È tutto però dal palapinto di Mola di Bari. Sulle immagini del saluto tra le 2 squadre da parte di Davide Menolascina. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare del futsal italiano.